Ripeto, di ultimo aggiornamento con le previsioni meteo. Ci troviamo in una situazione mete di caldo anomalo che diverrà sempre più intenso nel corso dei prossimi giorni, soprattutto nel weekend, quando assisteremo poi, come vedete, a un'ondata di caldo inteso con temperature che registreranno anche valori sopra i 37 gradi, con il picco soprattutto sulla Sardegna e il comparto tirrenico. Come vedete, un'ondata di caldo intenso andrà poi espandendosi e non assisteremo quindi a precipitazioni almeno fino alla giornata di sabato. Come vedete, l'assenza dei fenomeni sarà prevalente e invece sull'Europa occidentale, quindi sulla Spagna e quindi soprattutto sulla Gran Bretagna, assisteremo a maggiori precipitazioni, clima secco quindi che permane sul nostro territorio. Nella giornata di mercoledì, come vedete, il campo anticiclonico continuerà ad espandersi, supereremo i 32 gradi al nord e avremo ovviamente un tempo stabile e pressoché soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone montane, specie sull'Appennino meridionale, ma senza fenomeni con temperature in ulteriore aumento. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, sarà ancora tempo stabile anticiclonico, qualche possibile locale temporale nel corso della serata potrà avvenire sulle Alpi occidentali, ma in prevalenza con scarsa probabilità, mentre altrove avremo bel tempo e anche nella giornata di venerdì con anticiclone sempre più dominante. E come vedete, di matrice africana tenderà a spingersi verso le nostre zone con temperature in aumento e caldo che diverrà sempre più intenso. Qualche temporale di calore comunque non è escluso sulle Alpi, specie quelle occidentali, e quindi continueremo ad assistere a questo tempo ovviamente caldo anticiclonico. Questo vortice instabile che agisce sulla Gran Bretagna porterà un possibile fronte in transito soprattutto sulla Spagna, con locali temporali possibili stavolta anche comunque sul Piemonte occidentale, specie nel Cuneese e sull'Alto Piemonte e sull'Aosta. Quindi questa la maggior probabilità dei fenomeni, e le temperature però, come vedete, raggiungeremo il picco probabilmente nella giornata di sabato. Come vedete, i valori massimi potranno anche raggiungere i 38 gradi sulla Sardegna, e questi saranno i valori che registreremo nel corso della giornata di sabato. Sembra il picco del caldo che avverrà comunque poi, attenzione, nella giornata di domenica al centro-sud. Ma come vedete si espande l'anticiclone sempre più verso il nord Europa, ma una goccia fresca riuscirà probabilmente a raggiungere anche le Alpi e a situarsi proprio su queste zone nella giornata di domenica sera e lunedì. Questa sarà l'evoluzione con la formazione di un piccolo nucleo instabile che dalle Alpi potrà poi scavalcare anche le zone del centro e il sud, portando poi una fase più instabile nell'inizio della prossima settimana. Una tendenza ovviamente ancora da confermare, non tutti i modelli sono d'accordo, però quello che permane un po' più certo è che dalla domenica pomeriggio nella serata i fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi soprattutto al nord-est, e quindi queste le aree più esposte a rischio di fenomeni nella giornata di domenica sera. Quindi questa sarà l'evoluzione nel corso dei prossimi giorni. Stanti quindi questi aggiornamenti, vi faremo sapere comunque in dettaglio nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci.